Allora pallone in mano, formazione di 3 squadre. Piccoli campioni crescono e sulla scia dei successi della Dinamo Banco di Sardegna ha preso il via un grande progetto nella scuola primaria che ha coinvolto 200 ragazzi con il coach Antonello Pelia della Dinamo 2000 ed il supporto della professoressa Domenica Mura dell'Ottavo Circolo. Un lavoro durato un intero anno scolastico e che ha avuto il suo epilogo nella palestra di Via Genova, dove centinaia di studenti si sono esibiti in squadre miste, dando un saggio delle loro nuove abilità nello sport più partecipato nella città. Lo stare in squadra, la socializzazione con i compagni e un minimo di talento sono i veri fondamenti di ogni grande atleta. E sono stati proprio questi gli insegnamenti dell'istruttore nazionale di minibasket Antonello Pelia che ha saputo trasmettere, insieme all'elemento ludico, anche quello del senso di appartenenza di squadra, un messaggio che può essere mutuato in ogni disciplina sportiva indipendentemente dal risultato.